Il sindaco ha fatto un discorso corretto di coerenza, perché comunque ha amministrato prima, amministra anche adesso, e quello che ha dato nel suo discorso è lucido e chiaro, ed è trasparente ed è stato coerente. Ma lei accusa, dice non coerenza e quant'altro, va addirittura a dire che si deve verificare ogni emendamento. Io le ricordo che quando lei era seduto da quella parte, di emendamenti, interrogazioni, verifiche e non aggiungo altro, ne ha fatte tante. Adesso evidentemente non si definisca lei coerente, perché lei ha votato contrario a qualsiasi cosa, anche, e lo ha dimostrato proprio per il bene della sua sedia, per il bene, ribadisco, della sua sedia, come riesce quella fantastica poltrona a avergli fatto cambiare idea in tutto, nei bilanci di previsione e in tutto a posto. Complimenti, la coerenza però non se la prenda. Grazie capogruppo Treso, capogruppo Morini, la facoltà. Grazie Presidente. C'è da rimanere un po' così basiti quantomeno a sentire le parole di chi ha votato delle linee guida che non vuole poi attuare. È la prima occasione, ma non è in realtà neppure questa la prima, perché l'avevo già detto in altri consigli comunali, viene meno a ciò che tanto predicavano. Perfida provocazione, essendo addirittura accusare il sottoscritto consigliere di avere perfidamente provocato un consigliere ad essere coerente rispetto a quanto lui stesso aveva in precedenza dichiarato. Non solo, ma le motivazioni per le quali noi non abbiamo votato quella delibera del Consiglio le abbiamo date il 23 dicembre, è lei che invece si è piegato, come avevamo appena detto, a quelle ragioni che ci hanno portato a non votare la delibera del 23 dicembre 2013. Detto questo, poi, se la proposta è di attuazione di un punto delle linee programmatiche, non ci vedo nulla di male se noi vogliamo attuare quelle linee programmatiche che lei, appunto, diceva abbiamo contribuito a stilare, perché evidentemente noi vogliamo quelle cose, e forse lei che non le vuole, allora qui evidentemente casca l'asino. Altri interventi? Mettiamo. Consigliere Tomo, prego. Sì, io mi sono fatto cuor mio alcune riflessioni, quindi, però veramente sui comportamenti dei consiglieri comunali voglio esprimere, perché lo dice anche la norma, uno ha libertà di espressione e quindi può comportarsi e subisce anche le conseguenze. È chiaro che qui questa sera è tornata in auge della famosa domenica sera nelle stanze del sindaco. Naturalmente qui non è cosa mia saperla, ma so che c'è stata una sera dove probabilmente qualcuno si è parlato. Tornando sulla mozione, non ci sono i numeri, e quindi non mi arrovello nemmeno di trovare una soluzione che permetta in forma preventiva, in forma completa, magari nelle commissioni, come dicevo, di un argomento così importante dal punto di vista partecipativo e così importante anche nel coinvolgimento dei commissari che partecipano alle commissioni per approfondire degli argomenti. Però ho sentito, e questo ho fatto buona nota, che un assessore ha detto di questa cosa, tempo debito, quando ci sarà la voglia e la volontà, se ne parlerà. E a me bastano le dichiarazioni dei consiglieri comunali o di coloro che fanno parte di questo, degli impegni che si prendono i consiglieri comunali e degli assessori nei confronti
dei cittadini nell'espletamento delle proprie funzioni nell'esercizio delle facoltà amministrative. Si va ai voti e sa, lei sa già qual è il risultato. Questo argomento comunque non è che un voto negativo sulle porte del dibattito, della discussione. Basta, non ho altro da dire. Grazie consigliere Tonò. Mettiamo ai voti la mozione del capogruppo Bolin. Voti favorevoli? Non so. Ok. Voti contrari? Allora il punto del Bolin viene respinto con 9 voti contrari e 7 voti favorevoli. Passiamo ora al punto all'ordine del giorno numero 12, mozione introduzione della buona pratica degli open data del Comune e revisione al portale internet del territorio veneto dedicato agli open data. Prego consigliere, prego Bolin. Grazie Presidente, anche in questo caso non voglio tediare il Consiglio Comunale rileggendo il testo dell'ordine del giorno, che pertanto do per letto, se siete d'accordo, limitandomi pure in questa circostanza a osservare che le linee programmatiche relative alle azioni dei progetti da realizzare nel corso del mandato di questa amministrazione contenute nell'allegato alla cosiddetta mozione Marchesani, derivata in Consiglio Comunale il 23 dicembre 2013 e da ultimo anche in Consiglio Comunale del giorno 11 febbraio 2014, prevedono espressamente l'aumento dell'informatizzazione delle pratiche amministrative, da un lato, e la lotta agli sprechi e completa trasparenza amministrativa mediante pubblicazione nel sito web del Comune delle delibere di Giunta e Consiglio e delle determinazioni dirigenziali di tutti gli altri soggetti a pubblicazione nella sezione albo pretorio come archivio permanente. E quindi si chiede e si auspica che pure in questo caso si possa raccogliere un voto favorevole di tutto il Consiglio Comunale. Grazie capogruppo Bolin. Ci sono degli interventi? Bene, quindi consigliere Tonò, la facoltà. È chiaro che specialmente bisogna la mia risposta al mio intervento specialmente ribadisce quello che volevo dire prima. Devo dirle che comunque su questa questione è più articolata e ha bisogno sicuramente di una maggiore attenzione, quindi per me potrebbe essere discussa in modo più approfondito e trovato anche, quindi dico, ma poteva dire anche su questa questione non voteremo a favore. Grazie consigliere Tonò. Ci sono altri interventi? Prego Sindaco. Analogamente come la precedente mozione, anche in questo caso il testo della mozione è identico a quella discussa al Consiglio Comunale del 15 novembre del 2012, anche in questo caso salvo il recepimento degli atti di indirizzi programmatici dello scorso febbraio, che pure in questo caso non prevedono l'introduzione della buona pratica degli open data nel Comune di Caule. Anche per questo motivo rilevo l'intervento di allora per le motivazioni che sono poste alla base del voto contrario di oggi. Stiamo assistendo a crescenti iniziative di apertura e pubblicazione di dati prodotti dalle pubbliche amministrazioni locali e conseguentemente in attuazione della normativa europea i portali regionali si stanno avviando verso un framework condiviso di modello di sviluppo. Il progetto è unico, tali dati vengono resi disponibili ed accessibili solo a livello di rilievo statistico. Va subito chiarito che la normativa prevede tale intervento come possibile ma non obbligatorio e non vincolante. Lo stato dell'arte dell'open data italiano evidenzia criticità riconducibili a due diversi profili. Il primo, la scarsa partecipazione delle pubbliche amministrazioni, in particolare proprio di quelle centrali che dispongono della maggior parte dei dati che determina la parzialità della piattaforma. Secondo,
La contrapposizione tra una possibile offerta crescente di dati a fronte di una domanda prevalentemente avanzata dalle strette community di sviluppatori. Allo Stato si ritiene pertanto che l'iniziativa e il progetto per avere successo debba mirare ad un forte impatto sulla produttività e sulla reingegnerizzazione dei processi di tutte le amministrazioni, una forte azione sinergica di sistema. In caso contrario ci si avvierà verso la realizzazione di cattedrali nel deserto dell'open government data. Si aggiunga ancora che sussistano dirimenti e limitazioni giuridiche all'open data costituite dalla sussistenza di diritti protetti dalla legge sul diritto d'autore, del diritto alla protezione delle banche dati, dalla tutela del diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali, che non renderebbero certamente agevole il lavoro degli uffici. Da ultimo si registra che in Italia esiste già l'Istat che opera per le competenze locali attraverso il nostro ufficio anagrafe che dispone un programma statistico nazionale. Tutte le rilevazioni statistiche degli enti ed uffici facenti parte del sistema statistico nazionale, alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale, nonché la pubblicazione e diffusione di dati e le analisi degli studi effettuati. Per tali motivazioni si ritiene di respingere la mozione. Oggi permangono le stesse motivazioni per respingerla. Grazie Sindaco, prego Capogruppo Bonini. Grazie Presidente, anche in questo caso devo dire la risposta del Sindaco, o quantomeno la dichiarazione del Sindaco era prevedibile, scontata anche se non auspicata, anche alla luce delle nuove linee programmatiche di questa amministrazione, che va sottolineato essere di fatto nel punto in questione in sintonia con l'adozione della buona pratica delle open data. Qui non si capisce per quale motivo debbano persistere degli orientamenti contrari all'adozione di questo testo. In ogni caso va osservato come il Comune di Venezia, per contro, abbia adottato la buona pratica degli open data, e il Comune di Venezia non è il piccolo comune della provincia, anzi. Va anche osservato che il Comune di Venezia, di fatto, in vista della cosiddetta città metropolitana, dovrà pure dire la sua sul punto, no? Va pure osservato che il Comune di Venezia non mi pare che sia guidato da una persona a digiuno di diritto e soprattutto intenzionata a violare né la privacy né dati sensibili o quant'altro, ma è guidata dal sindaco Soli, che è famoso, celebre giurista, avvocato, che si occupa di diritto amministrativo. Ora, il fatto che il Comune di Venezia abbia dato un segnale adottando la buona pratica degli open data, secondo me dovrebbe far riflettere, ma la riflessione non è giunta neppure alla luce dell'adozione delle nuove linee programmatiche. E allora, se non è previsto, di certo non è vietato. E un cambiamento di posizione, magari un ripensamento sul punto, non sarebbe stato altro che un sintomo di intelligenza. Non lo so. Lascio a voi le considerazioni, tenendo conto che anche in questo caso sarebbe da stupirsi come chi magari all'epoca aveva votato favorevole oggi possa cambiare, forse non dimostrando intelligenza, orientamento sul punto. La ringrazio Capogruppo Bonini, non serviva comunque. Prego Sindaco. Guardi, se dobbiamo ragionare sull'intelligenza, nutro qualche dubbio anche nei suoi confronti, un dubbio anche più con contenuto molto concreto. Allora, il fatto che le amministrazioni nazionali, soprattutto quelle centrali, non collaborano in questo, non rende inutile anche l'attività del Comune di Venezia, a prescindere dal fatto che ci sia un giurista di elevato rango o il legoneio di minor rango che può esserci nel territorio. Mi pare di averlo detto, lei deve fare sempre continuamente la solita provocazione in ogni suo intervento, vero? Ormai è una bella tendenza che ha preso, andremo avanti così fino alla fine, Capogruppo. Grazie Sindaco. personale, Presidente. Ok, ha facoltà di... Grazie Presidente. Allora, intanto noto che quando mancano gli argomenti si passa agli insulti, e questo evidentemente è l'argomento del Sindaco. Detto ciò, evidentemente bisogna trarre spunto, insegnamento da chi fa le cose magari in modo migliore, e se poi lei non vuole confrontarsi con le persone che fanno le cose migliori, peggio per lei, ma purtroppo peggio anche per il nostro Comune.
E prego il consigliere Favo. Sì, solo una breve e veloce considerazione. Allora, credo che non sfugga a nessuno il fatto che viviamo nella società dell'informazione e non sfugga a nessuno il fatto che per un'amministrazione pubblica i dati raccolti con soldi pubblici devono essere altrettanto pubblici, cioè disponibili, fruibili, e la buona pratica degli open data non fa altro che mettere a servizio dei cittadini, utilizzando le moderne tecnologie informatiche, la maggior parte possibile di dati di cui dispone la pubblica amministrazione. In questo caso noi stiamo chiedendo che a far questo sia il Comune di Calabria. Ce ne sono svariate pubbliche amministrazioni, non necessariamente centrali, anche locali, che stanno via via a macchia d'olio adottando in giro per il territorio nazionale questa pratica. E questo è non solo un atto dovuto di democrazia e di trasparenza, ma è anche, si è visto, il Presidente degli Stati Uniti d'America, Obama, ne ha fatto uno dei punti fondanti della propria politica anche di sviluppo economico. Si è visto che aprendo le casseforti, aprendo gli armadi che contengono dati pubblici, si va ad incentivare e a favorire l'economia, si va a creare possibilità senza orpelli, senza troppi ostacoli, possibilità di generare, attraverso appunto la disponibilità di questa conoscenza, generare occasioni di sviluppo economico. Diversamente continuiamo ad essere quello Stato burocratico di stampo borbonico, per cui il dato pubblico viene gelosamente custodito e il cittadino per ottenerlo deve faticare, sudare 7 camicie, presentare carte bollate, attendere tempi biblici, e magari gli vengono forniti questi dati sul supporto cartaceo, per cui è come se non venissero forniti, perché dopo si deve trascrivere e informatizzare e digitalizzare un'altra volta. Allora, non pretendiamo che da oggi a domani vi sia una rivoluzione nella prassi amministrativa del nostro comune. Chiediamo però di imboccare una strada, che è una strada virtuosa perché seguita, e lo si vede, da molte amministrazioni, e la stessa amministrazione comunale potrebbe trarne vantaggio. Io modestamente ho un'esperienza al Comune di Venezia, per cui il mio ufficio tiene in vita un portale cartografico WebGIS che è utile a tutti i cittadini, cioè noi mettiamo su internet le informazioni cartografiche relative alla Laguna di Venezia. Il sito vi invito a visitare, si chiama www.atlantedellalaguna.it. Queste informazioni cartografiche sono utili a tutti i cittadini, ma sono utili alla stessa amministrazione, agli stessi uffici del Comune di Venezia, che hanno in questo modo la possibilità di consultare con pochissima fatica e rapidissimamente, consultare dati che magari diversamente bisognerebbe attrezzarsi con scambi di CD o alla ricerca di copiare i file a destra e a sinistra. Insomma, la tecnologia esiste, utilizziamola. Grazie consigliere. Prego, Capoluogo Teso. Grazie Presidente, era un suggerimento a lei, nel senso perché siamo in un consiglio comunale, per carità, è vero che alla pagare c'è stato lo scontro anche tra le varie forze e qua vediamo comunque ruolo istituzionale. Inviti il Presidente, quindi lei nella sua persona, di moderare i termini, come l'avevo già fatto nel Consiglio Comunale famoso di febbraio, perché si tende molte volte a usare i termini che possono essere anche delle offese. Siccome l'intelligenza credo sia di ognuno di noi, nessuno di noi ha nemmeno diritto di doverla comunque in questa sede criticare o comunque. La ringrazio, confido anche nella vostra collaborazione, speriamo che tutti recepiscano la proposta che ha fatto il capogruppo Teso, la ringrazio.
Prego. No, come prima avevo detto al gruppo che volevamo votare a favore, mi spiace che poi commenti di questo genere, che hanno la loro importanza e una validità, poi si perdono in conflitti personali. Volevo dire che non votiamo a favore non perché non sia giusto il principio e che la questione sia importante, ci asterremo proprio per dare questo aspetto di importanza. La mozione così tesa, con tutte le questioni tecniche e via dicendo, e alcune osservazioni che lei fa in merito, non le condividiamo nel metodo, ma la sostanza e la valorizzazione e la partecipazione e l'utilizzo di questi sistemi sostanzialmente sono da invogliare e invitare. È chiaro che purtroppo si è capito che chi gestisce l'amministrazione vuole tenere che probabilmente non c'è un dibattito sotto questo aspetto. Ci sarà un bagno di sangue anche sulla prossima, quindi da un punto di vista tecnico e come è stata proposta. Quindi non è il caso, queste cose qua come l'ha presentata una prima volta, non è il caso di ritirarla di proporre, è una questione di volontà e di un accordo su progetti che fanno bene ai cittadini. Naturalmente è chiaro che qualcuno si vuole prendere il primariato, naturalmente non sarà sicuramente lei che verrà autorizzato a prendersi il primariato di queste cose. Grazie consigliere Tonò. Mettiamo ai voti la proposta del consigliere Bonini. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? 5. La mozione viene respinta. Passiamo al prossimo ordine del giorno. Propone ancora il consigliere capogruppo Bonini proposta di modifica dello statuto al regolamento del Consiglio Comunale e al regolamento per la consulenza dei cittadini. La facoltà consigliere Bonini. Grazie Presidente. Terzo punto e terza considerazione analoga a quelle precedenti, nel senso che dopo aver letto il testo, limitandomi semplicemente, se siete d'accordo, a evidenziare come in realtà anche in questo caso la proposta muova dall'adozione delle linee programmatiche relative alle azioni dei progetti da realizzare nel corso del mandato di questa amministrazione contenute nell'allegato alla cosiddetta mozione marchesana deliberata in Consiglio Comunale il 23/12/2013 e da ultimo anche in Consiglio Comunale del giorno 11/2/2014, che prevedono espressamente il potenziamento degli istituti di consultazione popolare e la valorizzazione degli organi di rappresentanza democratica mediante aumento da 3 a 5 dei componenti delle commissioni consigliari permanenti. Ora, è ovvio, abbiamo appena votato l'aumento dei componenti delle commissioni consigliari permanenti e quindi non possiamo che considerare, tra virgolette, superato questo aspetto della proposta, ferma restando però l'esigenza di dare valore e significato alle stesse commissioni piuttosto che agli strumenti di consultazione popolare, istituti per essere precisi che sono espressamente citati nelle linee guida. Ora, se non attraverso l'introduzione di forme più ampie di consultazione, non vedo come possono diversamente essere attuati questi strumenti, questi istituti di consultazione popolare. Quindi anche sul punto io auspico che ci sia un voto favorevole. Grazie. Grazie capogruppo Bonini. Ci sono degli interventi? Prego consigliere Tonò. Sulla questione, devo dire che probabilmente ci sono i principi che sono validi, è il metodo e
sistema della proposta che implica una discussione diversa anche da un punto di vista pratico. Qui, non so, so che sicuramente lo tirerà fuori anche la maggioranza, ci sono due questioni che non possono essere discusse in un'unica votazione. Prima perché abbiamo una variazione di statuto che ha un suo iter procedurale, dove la maggioranza assoluta si passa alla relativa. Ci potremo anche confrontare sotto questo aspetto qua per vedere quanti ai quali siano i numeri, e poi c'è la questione del referendum. Qui, a meno che non dividiamo le due votazioni e andiamo a discutere da un punto di vista tecnico su quello che possono essere gli intendimenti della proposta e la validità del principio, ma qui trovo anche da un punto di vista sicuramente normativo, perché il segretario comunale dovrà verificare, la variazione di un articolo dello statuto ha il suo iter procedurale, a meno che non siamo qua tutti d'accordo che votiamo tutti a favore, ma lei con lo stesso argomento che dicevo prima non si aspetta di avere prima reale che qualsiasi cosa che lei proponga, e questo mi brucia un po', perché alle volte qualcosa potrebbe andare bene proposta dalle opposizioni, e non vorrei per una litica personale, quindi io voglio tenere sicuramente i toni bassi, vorrei che per una litica personale, una questione di antipatia, poi ne andassero in mezzo cittadini nell'avere gli aspetti positivi che si possono ottenere dalla discussione, dal dibattito e dalle delibere del Consiglio Comunale. Sinceramente, qui è un argomento, probabilmente quello che si diceva prima dell'emendamento che lei aveva proposto, delle commissioni, dei lavori delle commissioni, preciso che le commissioni non hanno tutta questa facoltà, cioè, possono discutere, è giusto che discutano, ma non è, dal mio punto di vista, concepibile che una commissione, soprattutto comunale, ingessi la vita amministrativa, parere e compagnia compagna. Quindi non so, mi aspetto anche in questo caso una osservazione in merito da parte della, ci sarà da parte della maggioranza. Dico che la disponibilità dal punto di vista del dibattito, della discussione, dell'approfondimento degli argomenti sia a livello statutario ma anche a livello partecipativo ci sono tutti, solo che bisogna trovare il metodo perché questi siano profili. Grazie consigliere Tonon. Se non ci sono, prego consigliere Capogruppo. Grazie Presidente. Consigliere Tonon, anche quando lei era capogruppo io tenevo sempre a precisare che le nostre non sono proposte chiuse ma sempre aperte, e quindi qualsiasi eventuale proposta di modifica, di integrazione o di emendati diciamo, della proposta stessa potrebbe tranquillamente trovare da parte nostra disponibilità al dialogo, al confronto e perché no, anche magari a recepire le stesse. Per cui la invito casomai a fare delle proposte concrete per poi confrontarci sull'argomento. Io sono un avvocato, non sono un primario, non ho la pretesa di voler, usando una battuta, primeggiare su nessuno, anzi la nostra è l'intenzione semplicemente di riproporre, visto che vi erano le condizioni date dall'adozione di queste linee programmatiche, un punto che ritenevamo essere fondamentale nello svolgimento e nell'attuazione delle stesse. Stupisce come pure in questo caso, anche per le altre due delibere, siamo stati noi consiglieri dell'opposizione a chiedere l'attuazione di un punto che in realtà dovrebbe essere l'attuazione delle linee programmatiche della maggioranza.
Grazie capogruppo Budin, prego Sindaco. Anche in questo caso le proposte sono di identico contenuto rispetto a quelle presentate a suo tempo e già discusse in altro Consiglio Comunale. Ricordo che allora, con riferimento all'articolo 28 dello Statuto, è stata posta come proposta di modifica agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, viene ritirata dal proponente dopo che era stato censurato, accogliendo l'osservazione che si trattava di una modifica al regolamento che non era approvabile in sede di aggiornamento dello Statuto. Con riferimento invece all'altra proposta, per la modifica dell'articolo 41 dello Statuto, essa viene respinta a seguito di una votazione con particolare motivo di merito relativo alla pericolosità del vincolo che derivava dal quorum zero. Oggi diciamo che permangono le stesse motivazioni per il voto contrario e quindi mi riporto integralmente quanto già dichiarato a verbale del Consiglio Comunale del 21 giugno 2012, aggiungendo solamente che al contrario possiamo ancora dire che vi è un'evidente contrarietà della proposta di modifica ai criteri di economicità, di efficacia e di celerità dell'azione amministrativa, oltre che trattasi di proposta in stridente contrasto con il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo in violazione del principio di buon andamento ex articolo 97 della Costituzione. Il nostro voto pertanto sarà contrario. Grazie Sindaco. Prego Consigliere Paolo. La confutazione delle motivazioni tecniche e giuridiche adotte dal Sindaco, così a titolo informativo informo il Consiglio, i colleghi consiglieri che lo Statuto del Comune di Venezia prevede il referendum consultivo a quorum zero. Grazie consigliere. Grazie consigliere Favaro. Votiamo la proposta del consigliere Bolin. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? La proposta non viene spinta. Passiamo all'ultimo ordine del giorno. Punto 14, ordine del giorno per il mantenimento del Veneto orientale nella programmazione comunitaria 2014-2020. Relazione del Sindaco. Deliberazione del 23 aprile 2014, la conferenza sindaci del Veneto orientale ha approvato un ordine del giorno da portare all'attenzione dei rispettivi consigli comunali. Chiedo Presidente se vuole chiedere al Consiglio, se vuole che sia data lettura dell'ordine del giorno, se lo diamo lettura. Sì. No, ma c'è il capogruppo Budin che dice che si deve dare lettura. Sì. Consiglio Comunale della Città di Caule, visto che l'accordo di partenariato nazionale elaborato dal MISE stabilisce che i territori nei quali applicare l'approccio leader CLLD possono essere molteplici, rurali, urbani, riconducibili alla pesca e che la loro individuazione dovrà essere effettuata dai programmi regionali in modo coordinato da diversi fondi, per quanto riguarda specificatamente l'attuazione dell'approccio CLLD nelle aree rurali nei programmi operativi dovrà essere data priorità alle aree C e D della classificazione delle aree 2014-2020 che la bozza del PSR 2014-2020 presentata dalla Regione Veneto nel partenariato 10 aprile 2014 e relativamente alla parte leader stabilisce la limitazione dell'applicazione del leader alle aree C e D escludendo la maggior parte delle aree rurali a maggior vocazione agricola, in particolare dell'intero Veneto orientale collocate in area B. La riduzione della quota riservata all'approccio leader al minimo del regolamento 5% del PSR, ora è l'11%, la riduzione dei GAL Veneto dal 14 a 8. Nonostante i numerosi incontri della Regione Veneto sia intenzionata a mantenere l'esclusione delle aree B dall'applicazione del leader 2014-2020, la programmazione per il periodo 2014-2020 è stata definitivamente avviata con l'approvazione del regolamento generale numero 1303-2013 il 17 dicembre 2013 e dei singoli fondi FEAS, FESA e FSE, mentre il regolamento FEAM è in fase di approvazione, considerato che il Veneto orientale è stato interessato nel 1994 a una serie di finanziamenti speciali riservati alle aree rurali applicati in territori diversi nelle varie programmazioni. Nel periodo 1994-1999 nelle aree ex obiettivo 5B, 13 comuni, di Portogalese, oltre i comuni di Ceglia, Arpietro e di Mosca, nel periodo 2000-2006.
Nelle aree a bassa densità abitativa e ambito di parchi 19 comuni, nell'ambito del parco del Sile, nel Veneto orientale i comuni di Sanchele, Tellemento, Caore, Torre di Mosco, Neuro, Salvettiano e Fatto del Tiro. Nel periodo 2007-2013 in tutto il Veneto orientale 16 comuni nell'ambito del PSL, leader e 6 comuni nell'ambito del VR. I fondi hanno presentato per il Veneto orientale un'occasione fondamentale unica nelle 3 programmazioni 1994, 1999, 2000, 2006, 2007 2013. Sono stati realizzati quasi 300 progetti per un totale di circa 20 milioni di euro. I fondi leader hanno permesso la creazione di una struttura di governance locale che insieme alla conferenza dei sindaci, l'intesa programmatica d'area e il coordinamento di Vega ha permesso l'attrazione di molti altri fondi comunitari, FSE, FERS, Interreg, LIFE, EQUAT, eccetera. Tali fondi hanno permesso la realizzazione di itinerari, recupero di manufatti storici, lancio di eventi e manifestazioni, la promozione e la comunicazione dell'area e l'avvio di un processo di valorizzazione turistica del territorio rurale. Tali risultati sono stati possibili grazie all'azione svolta dal partenariato di Vegal, il gruppo di azione locale che, come sancito dalla recente classifica del Ministero delle Politiche Agricole, è stato classificato come primo in Italia per dinamicità e progettualità. Il GAL Venezia Orientale attualmente funge nel capofila del GAC veneziano per l'attuazione locale dei fondi FEP 2007-2013. Il Veneto Orientale è ambito del parco alimentare, un distretto di produzione di oltre 50 prodotti con vari marchi di qualità e riconoscimenti, un modello unico nel suo genere sul quale il territorio sta scommettendo non solo in vista di Expo 2015 ma anche e soprattutto in chiave post-Expo. Altre regioni come la regione Lombardia si sono già espressi in merito alla futura applicazione dell'approccio CLLD nel FEAS per 2014-2020 ammettendo le aree B. Ritenuto di fare proprio l'ordine del giorno della conferenza dei sindaci del Veneto orientale approvato in data 23 aprile 2014 chiede al Presidente della Regione del Veneto di riservare l'approccio CLLD 2014-2020 nell'ambito del futuro PSR finanziato dal fondo FEAS, la stessa quota riservata nella programmazione 2007-2013 pari circa all'11%, di non limitare l'applicazione del CLLD 2014-2020 alle sole aree C e D, ma di includere anche le aree B, di estendere gli ambiti di applicazione da un massimo di 150.000 a 250.000 abitanti, anche al fine di dare omogeneità con altre strutture di governance territoriale, AS, IPA, conferenze dei sindaci, eccetera. Di adottare un approccio multifondo nell'attuazione delle strategie di sviluppo locale, prevedendo la partecipazione oltre del fondo FEAS, anche dei fondi FES e FSE, con una dotazione di risorse pari a quelle stanziate nell'ambito del PSR. Di prevedere il mantenimento dell'attuale numero di GAL Veneti, ritenendoli la forma più adatta di governance di piani di sviluppo in relazione alle specificità territoriali del Veneto. Invita il Presidente della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale e il Presidente di Vega a sollecitare la Giunta regionale del Veneto, l'opinione pubblica, le istituzioni, i sindaci e le categorie economiche direttamente e attraverso gli organismi di rappresentanza regionale in sede di tavolo di partenariato affinché siano recepiti e redigendo i programmi operativi le indicazioni proposte relativamente all'applicazione dell'approccio CLLD nella programmazione 2014-2020 da mandato al Sindaco della città di Caore per mettere formalmente il presente ordine del giorno il Presidente della Regione del Veneto. Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Consigliere Tonò, prego. La questione legale e dei fondi europei, dell'unità di spesa, dell'intervento della conferenza dei sindaci della Venezia orientale per mantenere e sfruttare il 100% i fondi, mi permettono, quindi l'indirizzo buono ed è positivo, mi permettono di chiedere all'assessore Fuso, spero che non è competenza sua, perché la rispondenza interne stasera, ma io lo faccio solamente per una sollecitazione, uno stimolo, per il fatto che questi soldi li dobbiamo spendere e li dobbiamo utilizzare. E io auspico che questo comune è stato negli anni passati uno di quei comuni che ha avuto
esisteva un ufficio Europa, perché credo sono anche concordo nel fatto che un assessore non è che possa fare tutto, quindi ci sia la necessità di aiutare, come questa delibera dice, coloro che devono attingere questi fondi e trovare che sempre di più si chiedono sempre documenti. Noi siamo impegnati nell'amministrazione comunale in vari progetti e spero che ho notizie da altri comuni che alcuni progetti stiano ancora realizzando, le spese si schiera il posticipo della spesa e della rendicontazione. Io auspico sinceramente assessore, quindi non è che voglio sapere quanti soldi dobbiamo recuperare. Auspico sinceramente e in modo concreto che si rivacizzi questa attività all'interno di attingere i fondi della comunità europea attraverso il LAGAI, istituendo l'Europa e quell'attività e quindi questo aspetto venga seguito con una particolare attenzione, partecipando naturalmente anche agli incontri legali e dimostrando da parte della nostra amministrazione un interesse e una partecipazione a queste attività di finanziamento. Grazie consigliere Tonò. Prego assessore Busso. Sì, in effetti consigliere Tonò, i fondi che in questo momento vengono erogati dalla comunità europea nei nostri diciamo del Veneto orientale, definiamo il CAD del Veneto orientale, sono tutti quanti in buona parte stati individuati in varie azioni. Poi come amministrazione, come da sempre, cerchiamo di riuscire a portare a casa più progetti che abbiano a che fare con la valenza del territorio, che siano soldi della comunità europea messi a disposizione del nostro territorio. Da sempre, come diceva lei poc'anzi, l'amministrazione comunale di Cavale si è sempre impegnata e tuttora continua a lavorare a stretto contatto con il GAL per portare a casa i fondi europei. L'ultimo lei ti chiedeva di ripristinare l'ufficio Europa. Bene, è da pochi giorni che l'amministrazione già l'abbiamo messa nel nostro piano politico programmatico, ci stiamo attivati. Sa benissimo che la difficoltà non era tanto trovare l'idea, ma era il personale. A oggi, con l'aiuto del segretario generale del Comune di Cavale, con le sue ragazze che lavorano a fianco nell'ufficio, siamo riusciti a iniziare con questo lavoro. Quindi sarà già in attivo, penso tra poco, l'ufficio Europa, chiamiamolo così, l'ufficio che andrà a individuare quali saranno i finanziamenti prossimi, perché adesso ci sarà un nuovo bando di finanziamenti che va dal 2014-2020, perché il precedente ormai è decaduto. Grazie Assessore, prego consigliere. Questa attivazione è sicuramente positiva. Vorrei far presente che è importante coinvolgere anche quelle associazioni, quelle attività che possono diventare partner e quindi rendere più concreta l'azione, perché questo è il significato del coinvolgimento, quindi che l'ufficio Europa sia un ufficio aperto presumo che sarà dovrà essere presidente. Prego Assessore Busso. Sì, in effetti questo è l'obiettivo, cioè l'ufficio Europa trova la possibilità, le strade per portare dei finanziamenti, che i finanziamenti sono erogabili a tutte le associazioni, chi in vari partecipa a questo idea di comunità, insomma.
Mettiamo a votazione il punto numero 14, voti favorevoli. Grazie a tutti, il Consiglio è finito, la seduta è vuota, buonasera.